Parlare oggi di controlli e di prevenzione nella neoplasia prostatica è fondamentale e ogni uomo dovrebbe avere la consapevolezza del problema e quindi poterlo affrontare nel migliore dei modi. La prevenzione è fondamentale, quindi l'informazione lo diventa a sua volta, perché prima un uomo si rivolge ad un medico, prima viene identificato il problema, più possibilità ci sono di guarigione. Ad oggi generalmente un uomo attorno ai 50 anni ha la possibilità di eseguire un PSA e una visita urologica per capire se la prostata può rappresentare o meno un problema per lui, e di conseguenza è importante però che questo test venga fatto in ambito specialistico per poterne interpretare nel migliore dei modi i risultati e quindi i percorsi poi da portare avanti. L'età ovviamente va ridotta un pochino rispetto ai 50 anni nei casi in cui ci sia già familiarità, quindi altri casi di tumore della prostata in famiglia, o ancora di più se ci sono casi noti di alterazioni genetiche del gene BRCA all'interno del nucleo familiare.